Amici di Sportisili, ben ritrovati al campo sportivo Favazza di Terrasini. Si chiude oggi la prima edizione del Memorial dedicato a Carmelo Bongiorno e si chiude in bellezza con le fasi finali del torneo riservato alla categoria allievi regionali Under 17, le 4 squadre più forti di questo cammino che si è svolto soprattutto ieri con i 2 gironi e che oggi, come è successo 2 giorni fa con la categoria giovanissimi, porta in campo le 2 prime e le 2 seconde classificate dei raggruppamenti, uno giocato a Misilmeri, l'altro giocato sempre qui sul terreno di gioco del Favazza. Intanto la prima semifinale che mette di fronte la Fortitudo Bagheria e l'Accademia Sport Trapani, la prima del girone A giocata a Misilmeri e la seconda del girone B giocato invece qui a Terrasini. Da una parte una squadra che ha effettuato il cosiddetto percorso netto, 3 partite 3 vittorie, dall'altra una formazione che si è qualificata, diciamo così, col brivido, perché fino alla fine dell'ultima gara era in ballo anche un'altra squadra, ovvero sia la Renzolo Piccolo appunto di Terrasini, che per un gol di differenza reti non è riuscita nell'aggancio e nel miracolo, nel sorpasso finale, dopo aver riaperto i giochi nella seconda partita del girone, ovvero sia nello scontro diretto. Il direttore di gara che fischia, inizia in questo momento Fortitudo Bagheria Accademia Trapani col primo pallone gestito proprio da questi ultimi. Allora via con le formazioni, partendo dalla Fortitudo di Mister Tarantino che schiera Sarcona in porta, poi in ordine numerico con il 2 Lopresti, con il 3 Insarauto, con il 4 Liga, col 5 Cicalese, col 6 Flamia il capitano, col 7 D'Amico, con l'8 Piraino, col 9 Scardina, col 10 Ribaudo, con l'11 Rotolo. Risponde sempre in ordine numerico la Accademia Trapani con Bevilacqua in porta, poi col 2 Scaduto, col 3 Ederi, col 4 Oddo, col 5 Di Vita, col 6 Davide Culcasi, col 7 Gambina, con l'8 Rizzo, col 9 Amoroso, col 10 Voltaggio, con l'11 Sparacino. Primo pallone, almeno pallone che stiamo vedendo in questo momento, mosso dalla Fortitudo con l'avanzata sulla sinistra, il cross in realtà da parte di Abello che gioca con la maglia numero 13 in luogo del numero 3, ovvero sia di Insarauto. Eccolo Abello che muove palla, cercato Lopresti, poi la palla recuperata solo per un attimo dall'Accademia con Flamia che allontana, colpo di testa ancora di Lopresti e poi pallone alzato a campanile dalle parti di Sparacino che non riesce nell'aggancio, quindi Liga che a sua volta non riesce a lanciare. Allora palla recuperata ancora dalle retrovie dalla Fortitudo che gioca con Sarcona, passaggio corto per Cicalese, poi lancio per Lannino che gioca con la maglia numero 14, intercetto e palla ancora in fallo laterale. Piraino, pallone giocato in avanti, chiude tutto Culcasi, attenzione all'avanzata da parte di Rizzo costretto a frenare quello scarico, pallone addirittura indietro per Scaduto, Voltaggio, ancora Scaduto,
incontro e riceve Sparacino, che però non aggancia nel migliore dei modi e consente il recupero alla Fortitudo, che può avanzare con il tocco per Ribaudo. Ribaudo si gira e allarga per Lopresti. Lopresti lungolinea in verticale, l'anticipo ai danni di Rotolo, palla direttamente in tribuna sulla chiusura di Di Vita. Fallo laterale per la Fortitudo con Daniele Lopresti che si incarica della battuta. Ricomincia da Abello, lo scambio con Liga, il passaggio sbagliato di Abello, recupera il pallone Lopresti, poi subentra nell'azione Ribaudo, avanza Rotolo, Rotolo al limite, conclusione ribattuta, arriva Ribaudo, ma prima di lui c'è Voltaggio che calcia lontano. Controllo appena accennato da Gambina, poi arriva Cicalese, qui a vuoto Ederi, e palla in fallo laterale per la Fortitudo, che ha iniziato bene, con il controllo non perfetto da parte di Liga. Tornano a muovere palla i ragazzi in maglia rossa con l'avanzata di Abello, lancio in profondità, non può arrivare Lopresti, arriva prima di tutti Paolo Bevilacqua. Un paio di defezioni importanti per parte. Mentre qui c'è l'ottima chiusura da parte di Abello, che chiedeva anche il fallo, non di questo avviso il direttore di gara. Riparte allora dalle retrovie Bevilacqua per l'Accademia, tocco largo per Ederi, Oddo non può arrivare, allora cerca la palla recuperata ancora la Fortitudo, qui il velo che consente l'inserimento di Piraino, rimpallo che lo sfavorisce, Manino che invece prende nell'11 di partenza il posto di D'Amico, quindi non il 7 ma il 14, non il 3 ma il 13 per mister Sandro Tarantino, che ha a disposizione una squadra abbastanza corta, così come dall'altra parte. Intanto occhio all'avanzata di Piraino, passa dal centro dove cerca di arrivare Ribaudo, trattenuto, c'è il fischio, c'è il fallo, c'è il calcio di punizione, sul pallone si porta Liga. Sono già arrivate in campo e sono già pronte al riconoscimento arbitrale tanto Gonzaga e Costa Caia del Camp per la seconda semifinale. Qui intanto non battuta bene la punizione da Liga, recupera il pallone Ederi che calcia più lontano che può. Lannino, tocco di Flamia che riprende posizione in difesa, poi c'è un altro fallo, questa volta commesso da Ederi ai danni di Rotolo, calcio di punizione in favore del Fortitudo Bagheria. Dicevo in apertura di telecronaca, percorso netto per la squadra di Tarantino, 3 partite, 3 vittorie, di cui una che vi abbiamo mostrato in diretta ieri dal Giovanni Aloisio di Misilmerio, un netto 4-0 proprio contro il Gonzaga, che da lì in poi comunque ha mantenuto la barra dritta e ha raggiunto le semifinali. Qui intanto Liga finta di battere la punizione, la palla viene poi messa in mezzo, non riesce ad arrivare Cicalese sul secondo palo. Dunque Sfera che si perde sul fondo per una rimessa già battuta dall'Accademia, con Curcasi che apre per Ederi. Oddo prova a passare sulla sinistra, riesce in qualche modo a guadagnare metri, poi il servizio largo per Amoroso anticipato da Cicalese, rimessa per l'Accademia. Intanto la palla recuperata da Ribaudo per la Fortitudo, scarico indietro per Liga
che allarga su Abello, Flamia, Liga, Cicalese, ancora Liga, chiamato a gestire il pallone, poi alza la testa, lancio in profondità per la corsa di Lopresti che controlla in posizione regolare, Lopresti in area, Lopresti si calcia letteralmente addosso il pallone, a tu per tu con Bevilacqua, palla che si perde sul fondo, tocco maldestro qui del numero 2, esce palla al piede dell'Accademia, voltaggio, anche Amoroso si calcia addosso, poi Gambina in realtà che cerca di avanzare, perde palla nel contrasto con Liga, giocatore da tenere d'occhio, il numero 4 della Fortitudo, mentre qui voltaggio, così i giocatori da tenere d'occhio, cerca l'apertura panoramica, c'è la chiusura di Lannino, palla in fallo laterale, rimessa per Andrea Ederi, voltaggio, chiusura da parte di Rotolo, altro fallo laterale, la palla che arriva in area di stavo per arrivare in area di rigore, c'è stata la chiusura ancora dalla difesa bagherese che spazza via il pallone senza troppi fronzoli in questo caso, si torna da Bevilacqua. Bevilacqua ritrae il pallone verso l'area, lo può prendere con le mani, poi rinvia tra le parti di Scaduto che controlla, voltaggio in posizione di play basso in questo inizio di partita, Gambina fermato, può arrivare sul pallone Sparacino e lo controlla, lo ferma però ancora Liga, Piraino ricomincia dalle retrovie, scambio con Abello, poi ancora il pallone per Salvatore Piraino, Cicalese linea a cercare a trovare Rotolo che apre sulla sinistra per l'onnipresente Lopresti, molto chiamato in causa questi primi 9 minuti e mezzo di partita. Ottima questa palla di Abello ancora per la corsa di Lopresti che si impegna per tenerla in campo, non ci riesce, si riparte dal fondo, si riparte da Bevilacqua, la Fortitudo che gioca con questo 3-5-2 in cui Abello affianca i due centrali titolari Cicalese e Flamia e con Ribaudo che affianca Scardina lì davanti, provando a sfruttare la corsa a perdifiato sulle fasce da parte di Lopresti da una parte e di Rotolo dall'altra, mentre c'è a terra Liga, richiamata la panchina della Fortitudo a intervenire per curare il playmaker rosso-blu. Ancora a terra il numero 4 a disposizione di Sandro Tarantino, quando ci avviciniamo tra l'altro anche alla boa di metà primo tempo. Giornata ancora una volta soleggiata a Terrasini, c'è un po' di vento che sferza in diagonale sul campo, si rialza zoppicando ma comunque in grado di giocare Liga. Lo fa riprendere il gioco con un pallone a disposizione dell'Accademia Trapani con Scaduto in incontro e prova a ricevere Gambina che viene però fermato dall'intervento da parte di Piraino, steso da Sparacino, calcio di punizione per la Fortitudo Bagheria, Liga che prova a sentire nuovamente il contatto col pallone per valutare anche le sue condizioni.
sembra tutto ok per lui. Allora si gioca. Abel torna dal suo play. Nuovamente Abel. La giocata in profondità, c'è l'inserimento da parte di Rotolo, che poi prova a calciare col sinistro. Palla che si perde al di là dei pali. Qui difesi senza troppa fatica da Bevilacqua. E allora dal fondo e con la circolazione dal basso riparte la squadra oggi in maglia scura. Ha sfoggiato delle belle divise, bisogna dire, al di là di quello che è l'aspetto calcistico. L'Accademia, squadra che, ricordo, milita in promozione con la prima squadra ovviamente, sicuramente può trarre spunti, può trarre elementi validi da inserire anche per un futuro neanche troppo remoto, a dire la verità, perché i giocatori di qualità ce ne sono, ne stiamo vedendo e sicuramente si segnaleranno in futuro nel gruppo guidato da mister Burgarella. Intanto calcio di punizione. Accademia che come prima squadra ha effettuato il percorso dalla prima categoria lo scorso anno, vinto il girone A. Tanta attenzione qui alla corsa da parte di Ribaudo che corre fronte alla porta, viene affrontato Piraino, la palla sul suo destro, il cross per Scardina che è rientrato in tempo dal fuorigioco ma non è riuscito a controllare il cross del suo compagno con la maglia numero 8. Intanto la chiusura da parte di Lannino che lotta e guadagna fallo laterale nel contrasto con Rizzo, anzi con Amoroso, il capitano dell'Accademia. Rimessa dalle parti di Flamia che qui la perde, prova a ripartire Gambina. Flamia mette il piede in scivolata e riesce a negare la partenza al 7. La palla arriva direttamente dalle parti di Bevilacqua, predica calma mister Tarantino, rimane in piedi davanti alla sua panchina senza proferire parola, almeno non a voce troppo sostenuta. Mister Burgarella dall'altra parte. Ci abbiamo alla chiusura del primo quarto d'ora della prima semifinale qui dal Favazza di Terrasini. Ancora poco da segnalare, 0-0 che per il momento rappresenta il risultato più corretto. Intanto colpo di testa di Lannino, la rimessa per la Fortitudo Bagheria, ha sfiorato evidentemente Ederi e allora con le mani la squadra rossoblu, e proprio con il suo numero 14 Gaetano Lannino mette in mezzo Scardina, ancora Lannino, finta il cross, riesce a scaricare su un Rotolo che la mette in mezzo col mancino, prova ad arrivare, riesce ad arrivare Lopresti, guadagna il fallo laterale. Attende l'arrivo dei compagni Lopresti, c'è Ribaudo che riceve, si prova a tornare da Lopresti, rimessa per l'Accademia tra le proteste di Kevin Ribaudo. Laterale per scaduto Rizzo, ancora scaduto che calcia lontano, prova a ricevere Gambina però pressato, c'è comunque Sparacino a dargli una mano, apertura rischiosa ma efficace per Ederi, palla lunga di Ederi, intercetta Cicalese, c'è ancora l'11 trapanese in possesso del pallone, sempre con Ederi che scarica su Culcasi, Di Vita campo il numero 5 che poi va in avanti, trova Voltaggio, anzi trova Sparacino che si muove bene, si gira e calcia dall'altra parte, grande apertura qui per Amoroso, grande anche la chiusura di Lannino che mette la palla in fallo laterale e torna a farsi vedere in attacco la squadra di Burgarella. Arriva il pallone, 17 minuti trascorsi.
scambiata da Voltaggio ed Ederi, che chiedono un fallo di mano i giocatori della Fortitudo. Poi liscia il tiro Sparacino, la palla rimane lì per il tiro di Rizzo sopra la traversa, e questa in un certo senso è la prima vera grande palla gol della partita, con Sarcona che fuori dall'inquadratura va in curva a prendersi il pallone. Ricordo molto rapidamente il programma. Dopo questa partita, probabilmente già a ruota, visto che le due squadre sono già negli spogliatoi per il riconoscimento e poi effettueranno il riscaldamento, Costa Gaia, Adelcam e Gonzaga. La vincente affronterà chi avrà la meglio tra Fortitudo e Accademia nella finalissima, ma prima la finalina, terzo quarto posto, la finalina delle perdenti, anche se alla fine qui di perdente vero e proprio c'è veramente poco. Comunque queste 4 squadre, così come le altre 4 squadre che non sono riuscite a passare il turno, hanno fatto vedere qualcosa di buono, ovviamente nel ricordo, nel rispetto della figura di Carmelo Bongiorno, che sicuramente sarebbe stato contento di vedere questa 4 giorni di calcio giovanile. Intanto Riba prova a puntare, prende il centro, lo ferma scaduto, interviene Di Vita che non vuole affrettare l'allontanamento del pallone. Ederi non controlla bene, prova ad arrivare Amoroso che non la tiene in campo, e allora si rimane di là con la Fortitudo in attacco. Dicevo, tutte e 4 le partite in programma oggi le potete vedere, così come questa, sul canale YouTube di Sportisili, al quale vi invitiamo anche ad iscrivervi per non perdervi neanche un contenuto sul calcio, e non solo sul calcio siciliano a 360 gradi. E poi la premiazione sulla pagina Facebook di Sportisili. Anche in questo caso l'invito è quello di seguirci. Qui intanto bevi l'acqua con l'uscita coraggiosa ed efficace. Naturalmente sul nostro sito sportisili.it potrete trovare tutte le notizie sullo sport siciliano. Naturalmente questo è anche un periodo di bilanci, di articoli, di resoconto del 2022. Naturalmente potete trovarci anche su Instagram, su Twitter e su TikTok, dove ogni tanto pubblichiamo alcuni frangenti, alcuni spezzoni, alcune situazioni direttamente dai campi coperti dalle nostre telecamere. Intanto calcio di punizione quando siamo entrati nel 21esimo minuto, 4 minuti e mezzo da giocare nel primo tempo, sempre 0-0, con la palla gol più ghiotta sicuramente capitata sul piede di Rizzo. Fortitudo che sta tenendo in maniera eccellente, scusate, Accademia che sta tenendo il campo in maniera eccellente, sicuramente sulla carta, considerando anche il cammino di entrambe le squadre in questo torneo. I favori del pronostico potevano essere dalla parte della Fortitudo Bagheria, va detto, grande equilibrio. Risultato fin qui giusto sia nel pareggio sia proprio nel punteggio, anche se qui butta via una brutta palla Sarcona, sbaglia tutto, però Gambina, che aveva tutto il tempo per giocare in maniera lucida, lucido però non lo è stato, e allora un'occasione potenziale sprecata. Qui l'avanzata da parte di Piraino, fallo di Rizzo, calcio di punizione per la Fortitudo che si riporta su. Il solito Liga che si incarica della battuta, così che a qualche centimetro poi mette in mezzo una palla corta però ben allontanata dalla difesa. Ribaudo, il controllo, prova a passare, viene fermato da Voltaggio
Vantaggio, esce palla al piede, poi trova questa palla in verticale per Gambina, che però è solo in mezzo a tante maglie rosse. Alla fine Gambina fa la scelta più saggia, quella di accontentarsi del fallo laterale. Fallo laterale battuto da Scaduto. Scaduto con le mani, c'è lo scambio, ancora il numero 2, appoggio per Voltaggio che però viene intercettato, allora avanza Rotolo che cerca la palla in profondità per Scardina, intercetta in maniera provvidenziale Culcasi. Lannino, il tocco, poi Liga riesce a far passare il pallone per Lopresti, Ribaudo. Passaggio intercettato da Scaduto, fallo laterale, ultimi 2 minuti in arrivo. Lopresti riesce a passare, Lopresti, ingresso in area, Voltaggio lo ferma, calcio d'angolo. Non ci sono proteste, rimane giù, si rialza adesso Lopresti, calcio d'angolo per la Fortitudo, 1 minuto e mezzo dalla fine, batte Ribaudo. Ribaudo propone sul secondo palo il colpo di testa da parte di Flamia che ha anticipato Bevilacqua. C'è stato forse il tocco del portiere, fatto sta che ci sarà un altro corner per la Fortitudo, il secondo consecutivo. Qui ha rischiato l'Accademia. E occhio a questo secondo tiro dalla bandierina. La palla sul primo palo, intercettata da Rizzo. Cerca di uscire, palla al piede l'Accademia. Amoroso. Gambina in posizione regolare secondo l'arbitro. Poi c'è la chiusura e la palla che finisce in fallo laterale. Buona qui la diagonale difensiva da parte di Lopresti, sicuramente uno dei più in palla in un primo tempo che sta per chiudersi, almeno nei suoi 25 minuti regolamentari. Vedremo se il direttore di gara assegnerà del recupero, probabilmente 1 minuto per il problema occorso a Liga, che qui spende il fallo su Voltaggio, che a sua volta dall'altra parte senza dubbio uno dei migliori. Un risultato non solo di ottima tecnica ma anche fisicità, che nel calcio moderno non fa male assolutamente. Proprio lui a battere la punizione, pallone scodellato in mezzo, colpo di testa di Cicalese, poi spazza Lannino per quello che è l'ultimo pallone di un primo tempo molto equilibrato, che si chiude giustamente sullo 0-0. Opportunità più importanti per Rizzo, per l'Accademia, e dall'altra parte per Flamia sui sviluppi di una palla inattiva. Noi restiamo ovviamente collegati qui dal Favazza di Terrasini, voi restate collegati sul canale YouTube di Sportisili per il secondo tempo di Fortitudo Bagheria Accademia Trapani.
momento per l'inizio del secondo tempo qui dal Favazza di Terrasini, con Fortitudo, Bagheria e Accademia Trapani che si giocheranno l'accesso alla finale del torneo riservato agli allievi regionali Under 17 della prima edizione del Memorial Carmelo Bongiorno. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra, e con grande equilibrio soprattutto in mezzo al campo, dove nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere. Vediamo già i primi volti nuovi, soprattutto in casa Accademia, con Castelli che difenderà i pali, con l'ingresso in campo di Tipa con la maglia numero 20 e di Carpitella con la maglia numero 17. Si parte secondo tempo in arrivo con la Fortitudo che muove il primo pallone. Qui Cicalese in avanti per Scardina che non arriva. Prova a uscire, palla al piede Oddo che avanza. Oddo fermato in scivolata, ma prima c'era stato il fallo da parte del numero 8 Piraino. Allora, calcio di punizione, anzi fallo commesso da Cicalese. Non ha cambiato nulla rispetto al primo tempo invece il tecnico Sandro Tarantino. Mentre inizia il riscaldamento di Gonzaga e Costa Gaiata e il Cam, che saranno protagoniste della seconda semifinale. Qui il colpo di testa da parte di Tipa, palla che si perde fuori. E Sarcona che batte subito corto su Lopresti. Palla giocata in avanti, Liga prova ad arrivare, arriva per primo, il tagliafuori falloso di Oddo. Ci punizione, non è molto d'accordo la decisione del direttore di gara. Cicalese ha già battuto su Abello, palla in avanti che non trova compagni. C'è l'avanzata di Iederi, affrontato in maniera regolare da Piraino, rimessa comunque per l'Accademia. Oddo torna dal suo terzino sinistro che può avanzare, mette in mezzo questo pallone sul secondo palo, uscita comoda da parte di Sarcona. Flamia, palla per Lannino che prova a girarsi, ci riesce in qualche modo, lo affronta Tipa, quella palla è buona per Scardina, arriva adesso il fischio, fallo di Culcasi. Oggi priva di Picone soprattutto, che era uno dei due centrali titolari ieri per Burgarella. Al suo posto Culcasi che comunque si sta disimpegnando molto bene. Intanto c'è il colpo di testa a tenere il pallone in campo da parte di Rotolo, poi c'è il cross sul quale interviene Di Vita, poi Flamia per un velo molto pericoloso che agevola però alla fine l'intervento di Abello, poi Sarcona con il retropassaggio secondo il direttore di gara, calcio di punizione indiretto. E vediamo questo calcio di punizione, perché c'è la rincorsa, fischio il tiro, Sarcona non perfetto, poi due tempi.
completa la parata. Qui le proteste soprattutto da parte di mister Tarantino, perché a suo dire l'intervento di Abello all'indietro non era un passaggio diretto, ma era un anticipo ai danni di un attaccante avversario. In ogni caso l'arbitro ha deciso qui, prova a prendere campo Ribaudo che accelera, Ribaudo fronte alla porta, salta un altro avversario che commette fallo. È giallo anche per Di Vita, primo ammonito di queste fasi finali. Sul pallone proprio il numero 10 Kevin Ribaudo. C'è il fischio, la battuta di Ribaudo che rimbalza davanti a Castelli, non si fa beffare l'estremo difensore dell'Accademia, che lancia subito lontano all'indirizzo di Monreale, altro nuovo ingresso in campo. C'è la palla recuperata da Abello, poi rischia ma è efficace Cicalese. Lopresti sbaglia, allora prova a ripartire l'Accademia. Occhio a questo pallone per Amoroso che salta un avversario. Amoroso in aria, ancora Amoroso, fermato da Abello e poi da Cicalese. Ancora per un errore di Lopresti, sembra in loop questa azione. Questa volta però ricomincia con ordine l'Accademia, che perde palla, non c'è fallo secondo l'arbitro. Può avanzare e riesce molto bene nell'uscita Piraino. Servizio largo sul rotolo, si propone ancora Piraino, cercato ma non trovato dal suo numero 11. Tipa il lancio a cercare Monreale, c'è l'uscita di testa fuori dall'area di Sarcona. Poi Lopresti riesce in scivolata a servire Ribaudo. Ribaudo cerca compagni liberi da servire e trova uno in Cicalese. Poi Piraino in profondità per Scardina che allarga subito sul rotolo. Ottima giocata qui. Rotolo può andare sul fondo, punta un avversario, propone il cross, colpo di testa di Di Vita. E allora Voltaggio la fa scendere e riparte, subito però braccato da tre giocatori della Fortitudo. Voltaggio in avanti per Monreale che controlla alla meglio Flamia, che però tocca con una mano, anzi a toccare con una mano è stato Monreale, quindi calcio di punizione. E cambia la Fortitudo. Ingresso di Furaforte. Furaforte che prende il posto di Cicalese. Cambia anche qualcosa a livello tattico la Fortitudo. Cicalese si porta largo a sinistra in quello che diventa di fatto un tridente, con Ribaudo che gioca centrale, con Scardina che gioca largo sulla destra. Rotolo invece è venuto a giocare a centrocampo insieme a Liga e a Piraino. Un tema tattico che cambia per Sandro Tarantino, che vuole dare qualcosa in più a livello offensivo alla sua squadra, che fino a 33 minuti ha prodotto davvero poco. Intanto c'è la rimessa in attacco per l'Accademia, colpo di testa, poi quello di Pirano a mettere fuori, insiste però l'Accademia con questo tiro respinto. Arriva Voltaggio, Voltaggio si accontenta del calcio d'angolo, ma l'arbitro non è di questo avviso e concede il rinvio dal fondo alla Fortitudo tra le proteste di Voltaggio, che stava scortando l'uscita del pallone, sicuro al 100% di avere la palla a disposizione. Lannino intanto, Ribaudo fermato, incontro anche Amoroso, poi Culcasi, lancio lungo per Tipa, mette giù, palla in profondità per la corsa da parte di Monreale, fermato da Bello, calcio d'angolo questa volta per l'Accademia.
E occhio al tiro dalla bandierina per la squadra in maglia nera, con la palla sul primo palo, allontanata non benissimo in questa esecuzione del tiro dalla bandierina l'Accademia, che adesso ha un fallo laterale per Ederi. Oddo ancora dal suo terzino, mette giù con un braccio. Liga mette la punizione all'indirizzo di Abello, palla battuta lunga per provare a premiare la corsa di Furaforte, palla troppo lunga, rimessa per l'Accademia. Se ne sono andati i primi 10 minuti del secondo tempo, ne mancano ancora 15 più recupero. Una partita ancora ben lontana dalla sua soluzione. Intanto Tipa, spalla alla porta, lo affronta, lo ferma Flamia, rimessa Accademia qualche metro più avanti. Con Scaduto che esegue la rimessa. Palla che arriva in area, cerca Voltaggio di intervenire ma c'è Flamia, colpo di testa poi da parte di Pirai, non segue il pallone Abello per evitare l'angolo. Alla fine la palla cade verso la rimessa, anche se la tiene in campo Scaduto, rovesciata in avanti. Monreale commette fallo su Liga. Calcio di punizione in favore della Fortitudo Bagheria. Parte lungo il numero 4 con la palla che però quasi si ferma quando raggiunge alte quote. Poi c'è l'intervento in scivolata da parte di Furaforte. Qui serie di tocchi, forse anche con il braccio, ma si continua a giocare con Tipa che affronta Bello. Palla indietro con il cross, a cercare Monreale, l'anticipo ai danni di Lannino. Poi Ribaudo, Furaforte. Taglia bene di vita davanti al suo avversario, poi prosegue nella sua corsa, il numero 5 dell'Accademia, che tocca in avanti, Lannino scavalcato, interviene Flamia, palla fuori. Per Ederi, spalla alla porta, però a giocare amoroso e ci riesce. Poi Monreale, Ederi la gira su Oddo. Oddo cerca di passare in qualche modo, usa il fisico ma viene fermato da Piraino, che riesce anche ad andargli via e a resistere anche alla carica. Tocco per Ribaudo che prova a rimettersi in partita. Poi Liga con ordine verso un compagno, si tratta di Rotolo che viene anticipato da Voltaggio e calcio di punizione per qualche spinta di troppo tra Carpitella e lo stesso Rotolo. Qui palla che non viene agganciata da Amoroso. Sarcona viene avanti col pallone tra le mani. Abello in avanti, interviene Carpitella, fallo laterale per la Fortitudo nella zona centrale del campo. La battuta in avanti, colpo di testa ancora di Carpitella, riesce a tenere il pallone in campo Voltaggio che lo fa carambolare su Furaforte. Tipa in avanti contro Abello che gli mette ancora il pallone fuori. Rimessa per l'Accademia con Scaduto, colpo di testa dove c'è Carpitella, poi prova ad arrivare Tipa, ci riesce in qualche modo evitando Flamia, allunga la falcata Tipa che deve tenere il pallone in campo, non ci riesce e allora si
Si riparte dal fondo con la Fortitudo che cerca di riportarsi su. Regna ancora l'equilibrio, regna ancora l'assenza di vere palle gol. Quando i minuti da giocare sono 10 e mezzo. Prosegue incessante il lavoro a bordo campo di Gonzaga e Costa Gaya Adelkham, che saranno protagoniste della seconda semifinale. Ovviamente tra un esercizio di riscaldamento e l'altro anche un occhio buttato al campo per capire come va la partita. Qui smanaccia Sarcona in anticipo su Amoroso. Rotolo cerca Scardina, trova Ederi che va in anticipo e può andare anche in campo aperto. Ederi affrontato però dall'ottimo Piraino, che in una partita di lotta sta emergendo. Attenzione però dall'altra parte alla conclusione da parte di Monreale. Si tuffa a destra, blocca Sarcona a 10 dalla fine, uno dei primi squilli della gara. Con Sarcona che poi va a battere, non controlla Piraino, che poi va al contrasto aereo con Oddo. Alla meglio il 4 dell'Accademia, che può avanzare. Sempre Oddo, allunga la falcata contro Lannino, che però gli sbarra la strada, mette in fallo laterale. Rimessa di Oddo, lo scambio con Amoroso. Sempre Oddo che la tiene in campo, torna dal suo capitano che non controlla. E allora esce, palla al piede Liga. Sbagliato il tocco però. E allora attenzione a Carpitella che deve girare anche l'arbitro. Perde il tempo giusto e perde il pallone. Liga con la palla in profondità per la corsa che non riesce. Attenzione ancora alla Fortitudo che recupera. C'è l'entrata di Di Vita, ma c'è soprattutto Scardina in area. La conclusione fuori. Voleva la deviazione di Ederi. Non è di questo avviso l'arbitro. L'arbitro assegna il rinvio dal fondo tra le proteste di Scardina. Tra altre cose, qualche secondo prima, grande rischio per Di Vita che era entrato a gamba tesa su Ribaudo. Intanto il rinvio da parte di Castelli, colpo di testa di Liga. Ribaudo, sempre Di Vita su di lui, duello che si prolunga e viene vinto ancora una volta dal numero 5 dell'Accademia. Posizione su Oddo. Oddo converge verso l'area di rigore, allontanata da Abello. Poi il controllo a seguire di Furaforte che prova a passare. Colpo di testa di Lopresti. Rotolo prolunga su Ribaudo, ancora Di Vita sulle sue piste. Questa volta Ribaudo passa, viene però raddoppiato. Liga lo pressa Monreale che gli porta via il pallone. Allora attenzione alla ripartenza, è però un 3 contro 5. Allora saggiamente rallenta Tipa che cerca compagni, trova Voltaggio con lucidità qui l'Accademia, anche se qui Voltaggio sbaglia la cosa più semplice della sua partita, però c'è un controllo sulla linea laterale. Allora rimessa Fortitudo. Lopresti cerca compagni, trova Ribaudo che non controlla, in qualche modo Di Vita. Poi Liga recupera, cerca il dribbling su Culcasi, trattenuto e messo giù, calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Ultimi 7 minuti in arrivo, punteggio che non si schioda e lo spettro dei calci di rigore che si avvicina per queste due squadre. Battuta lunga, colpo di testa di Lopresti, l'arbitro fischia a suo favore. Intanto mister Burgarella opera 2 cambi. Esce Amoroso, sicuramente uscirà Amoroso, ed entrerà Bevilacqua con la maglia numero 19. E c'è spazio anche per Culmone, maglia numero 14, è uscito Voltaggio. Due dei suoi elementi più rappresentativi, Burgarella. Non credo che ci siano delle scelte mirate sugli eventuali rigori che si avvicinano, però 6 minuti alla fine è 0-0 questa prima semifinale del tabellone allievi
del primo Memorial Carmelo Bongiorno. Oddo, diventato capitano dopo l'uscita di Amoroso, colpo di testa di Flamia. Poi non gioca bene questo pallone l'Accademia, allora buon gioco Piraino che chiama allo scatto Furaforte. È partito Furaforte, c'è un altro pallone in campo, non se n'è accorto nessuno, ma si continua a giocare. Carpitella in area, attenzione alla palla dentro per il tentativo da parte di Culcasi che in caduta calcia trova Sarcona. Alla fine il pallone è stato tolto. La battuta di Sarcona, Liga, controllo e sventagliata dove c'è Culcasi, colpo di testa poi di Piraino. Furaforte non controlla bene in 3 tempi, la palla viene recuperata da Ederi, poi Liga di testa, mette giù Oddo che evita il primo velo di pressing, poi prova a partire da solo, si trascina il pallone oltre la linea laterale, si ripartirà con una rimessa con le mani. Controllo, spalla alla porta di Ribaudo, per una volta non inseguito da Di Vita, prova questa palla rasoterra, Di Vita però c'è in questa azione e interviene. Bevi l'acqua col tocco per Carpitella, poi Tipa cerca di dribblare ma una idea pessima su Lopresti, si allunga la maglia di Lopresti e l'arbitro estrae il cartellino giallo. Per Culmone. Sulla palla si porta Liga che concerta lo schema con la panchina e con i compagni. Meno di 4 alla fine della partita, poi recupero. C'è il fischio dell'arbitro, Liga la mette tesa in mezzo, allontana ancora una volta la difesa con Scaduto, poi Monreale, il controllo, poi il duello, l'arbitro fischia. E calcio di punizione per la Fortitudo che gioca subito con Liga e con Flamia. Scardina, sponda sul rotolo, prova a girarsi, aggredito da Di Vita, questa volta è troppo aggressivo, commette un fallo ingenuo con l'avversario spalle alla porta ad una quarantina di metri da Castelli e concede soprattutto un calcio di punizione interessante per la Fortitudo che manda sulle torri. C'è Flamia che arriva in area, non sale invece Abello, rimane giù. Ci sono comunque 5 giocatori fortitudini all'interno o a ridosso dell'area di rigore. Arriva anche Liga perché sul pallone si è portato Ribaudo che forse cercherà i pali. 3 in barriera per Castelli, l'arbitro fischia. Ribaudo con la palla che spiove verso la porta in 2 tempi, blocca Castelli, poi Liga ostruisce Castelli, viene ammonito. L'arbitro fa ripartire il gioco. La palla che spiove, Flamia mette fuori, c'è il colpo di testa, poi Abello in fallo laterale. Rimessa per l'Accademia Trapani con Scaduto, Carpitella. Carpitella prova a passare, poi la palla ancora allargata, recupera la Fortitudo, colpo di testa di Scaduto. Avanza la Fortitudo, c'è l'entrata su Scardina, calcio di punizione, fallo di Culcasi. Ultimo minuto in corso, poi solo recupero per stabilire
se saranno necessari calci di rigore. Intanto Liga prende la rincorsa. Sono ancora in 6, anzi in 5 in realtà, dentro l'area di rigore in casa Fortitudo. Pallone che questa volta entra morbido sul secondo palo. Flamia! Tutto solo, l'ha vista scendere, non ha calciato bene col piattone. Questa è la più ghiotta opportunità della partita per la Fortitudo, è arrivata proprio a fil di sirena, come si direbbe nel basket. Ma Flamia non è stato freddo al punto giusto. Attacca però ancora la Fortitudo con Ribaudo. Palla lungolinea per Rotolo che arriva sul fondo, propone il cross, secondo palo, Furaforte. Colpo di testa alto. Però già due palle gol create. Mentre invece sono 3 minuti entro i quali scopriremo come si risolverà questa prima semifinale del tabellone allievi del primo Memorial Carmelo Buongiorno. Fin qui 0-0. La Fortitudo che sembra in crescita. Scardina quasi si scontra con Furaforte, la palla rimane lì. Interviene Eder in qualche modo, poi calcia addosso a Culcasi, rimane in attacco la squadra di Tarantino che ci crede adesso. Lannino con le mani, altro intervento in fallo laterale. Questa volta è stato Pulmone a metterla fuori. Ancora Lannino con la rimessa. Arriva a dargli una mano Scardina, spinto, altro fallo ingenuo, altro calcio di punizione per la Fortitudo. Fallo commesso da Bevilacqua. Scardina che era addirittura triplicato. Bevilacqua ha spinto in maniera poco furba. E allora occhio, perché mentre si rialza pian piano Scardina e con 1 minuto e 20 già giocato sui 3 di recupero, c'è questo calcio di punizione sul pallone. C'è come sempre in questi casi Liga. Tutti sull'altro vertice dell'area di rigore, li vedete a malapena nel vostro schermo i giocatori della Fortitudo per eseguire lo schema. Se ne va Liga, arriva Rotolo che mette in mezzo il pallone, smanaccia Castelli in anticipo sullo Presti che si stava inserendo come un treno. C'è un fallo laterale per la Fortitudo, ultimo minuto di gioco. Piraino lascia a Lannino per concedere una battuta più lunga. Lannino non trova Furaforte, poi la palla allontanata in qualche modo da Ederi, a vuoto Lannino di testa, può intervenire Bevilacqua che avanza con Monreale, sbaglia il tocco, Abello allontana, vediamo se c'è un'altra chance, 30 secondi ancora da giocare, scaduto in avanti, interviene ancora Abello ad allontanare, a tenere la minaccia lontana. Culcasi, ancora una volta lungo, però non ci sono maglie nere, c'è solo quella verde di Sarcona che abbranca la sfera. Ultimi 10 secondi dei 3 di recupero, con Sarcona che rinvia dalle parti di Lopresti, anticipato, scontro falloso alla Peggioddo che ha però commesso il fallo. Per l'arbitro basta così, saranno calci di rigore a decidere chi tra Fortitudo Bagheria e Accademia Trapani tornerà in campo per la finalissima. Tanto un po' di discussioni tra le due panchine.
noto un po' di incomprensione, a dire la verità, perché l'arbitro non aveva fischiato la fine della partita, in ogni caso si gioca. Un po' di confusione in campo, va detto, in questo pazzo finale con Tarantino che ne ha approfittato per effettuare un cambio. È entrato Poma con la maglia numero 16, è uscito Rotolo, anzi no, Rotolo è ancora in campo, è uscito Lopresti. E adesso sì, l'arbitro fischia alla fine. E allora si va dal dischetto per capire chi tra Fortitudo Bagheria e Accademia Trapani giocherà la finale del tabellone allievi del Memorial Carmelo Bongiorno. Noi restiamo ovviamente live qui dal Favazza di Terrasini. E restano in attesa ovviamente le due squadre che ancora devono giocare, ovvero sia Costa Cagliata e Gonzaga. Tanto si è deciso dove si battono questi rigori, nella porta sotto la tribuna, sotto la curva. Il primo rigore che verrà battuto dall'Accademia, in particolare da Carpitella, maglia numero 17. C'è il fischio dell'arbitro, parte Carpitella che spiazza Sarcona e il gol dell'1-0 è il primo gol di questa partita, arriva dal dischetto, arriva nella lotteria dei rigori. Primo rigorista per la Fortitudo Bagheria è invece Liga. Liga contro Castelli. C'è il fischio dell'arbitro. Parte Liga che batte Castelli, tiro perfetto del numero 4, un tiro, un gol per parte. Secondo rigorista per la Accademia Trapani è Tipa. Tipa contro Sarcona, la danza sulla linea di Sarcona che viene battuto però dal destro incrociato
di Tipa, 2 tiri, 2 gol per l'Accademia. Va col secondo tiro dagli 11 metri Lannino per la Fortitudo. Lannino sistema il pallone sul dischetto, resta fermo sulla linea Castelli, parte il fischio, Lannino spiazzato col tiro di potenza il portiere. 2 tiri, 2 gol adesso anche per la Fortitudo. Terzo tiro dal dischetto, giro di boa per l'Accademia che manda a calciare Scaduto. Sistema anche lui il pallone con estrema cura sul dischetto degli 11 metri. C'è il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Scaduto che piazza ancora una volta preciso, meno potente, più indirizzato sul palo, in questo caso alla destra di Sarcona, che non può nulla. 3 tiri, 3 gol per l'Accademia, fin qui percorso netto. Dall'altra parte tira Poma, entrato nel convulso finale forse per calciare questo rigore. La rincorsa di Poma, il fischio dell'arbitro. Poma contro Castelli, lo spiazza, rimane inchiodato sulla riga di porta l'estremo difensore dell'Accademia. E anche la Fortitudo supera indenne il terzo tiro della Carità. Quarto giro adesso con Culmone, altro ingresso dalla panchina. C'è la rincorsa di Culmone che calcia altissimo. È il primo errore dagli 11 metri di questa serie. Porta la firma di Michele Culmone e adesso Fortitudo che con il suo capitano, con Giuseppe Flamia, ha l'opportunità di portarsi per la prima volta in vantaggio in questa serie di tiri dagli 11 metri che vale, ricordo, l'accesso alla finale del tabellone allievi della prima edizione del Memorial Carmelo Buongiorno. Flamia contro Bevilacqua che si rannicchia su se stesso, cerca la massima esplosività. Parte Flamia che però lo spiazza nettamente. Primo vantaggio di questa partita per la Fortitudo. E adesso il primo bivio di questa serie invece per l'Accademia, perché se sbaglia Oddo finisce tutto, se invece segna Oddo si deve affidare alle mani del suo portiere o all'errore di un suo avversario. Intanto però c'è da calciare questo rigore, il quinto per l'Accademia, e va Mauro Oddo. Fischia l'arbitro, parte Oddo che il suo compito lo svolge perfettamente, spiazzato Sarcona. Adesso è tutto sui piedi di Mattia Scardina. Scardina arriva con tutta la calma del mondo al dischetto, pallone già piazzato, ma sicuramente lo sposterà, e così è. Bevilacqua lo aspetta lì, scusate, Castelli lo aspetta lì, c'è il fischio dell'arbitro, parte Scardina e c'è la parata di Castelli. È tremato il piede destro di Scardina e Castelli manda tutti a oltranza. 5 tiri, 4 gol per entrambe. Si continua con Andrea Ederi. Scardina si mangia la maglia, Capitan Flamia, da bravo capitano, lo va a consolare, ma c'è ancora tempo, c'è ancora spazio per scrivere la storia di questa semifinale che non finisce più. Ederi dal dischetto, fischia l'arbitro, parte col sinistro, spiazzato. Sarcona torna in vantaggio dopo aver visto il baratro
l'Accademia. E adesso non si può più sbagliare, soprattutto in casa Fortitudo, che calcia per seconda, ricordo. Accademia avanti se Rotolo sbaglia, va avanti invece la serie se Rotolo segna. Rotolo, rincorsa decisamente più sgraziata rispetto a quella degli altri. C'è il fischio, la battuta di Rotolo, l'ha toccata Castelli, ma non è riuscito ad evitare il gol. 6 tiri, 5 centri per entrambe. Settimo rigore. E Accademia Trapani che manda a calciare uno dei migliori in campo, ovvero sia Giuseppe Di Vita. Grande partita e marcatura per lui. Adesso la responsabilità del tiro dai 11 metri. La rincorsa di Di Vita. Perfetto. Perfetto. Scocca adesso l'ora del settimo. Tiro dagli 11 metri per la Fortitudo. Se ne incarica Furaforte, che arriva di gran corsa sul dischetto. Anche lui sembra avere quasi fretta di calciare, vuole togliersi questo peso. C'è il fischio, parte Furaforte, anche lui spiazza il portiere. Altro aggancio, 7 tiri, 6 gol. E ora arriva Kulcasi, l'altro difensore centrale. Kulcasi contro Sarcona. Fischia l'arbitro. Parte Kulcasi, gran rigore questo del numero 6 dell'Accademia, che si porta nuovamente in vantaggio, si porta nuovamente con un match point da sfruttare. C'è Gaetano Abello a battere questo rigore col suo sinistro. La concentrazione anche di Bevilacqua, che torna a saltellare sulla linea di porta, sbaglia Bello, è finita. L'Accademia Trapani, dopo essersi qualificata sul filo del rasoio ieri, vola in finale, batte col punteggio di 7-6 la Fortitudo Bagheria. La disperazione di Abello, subito rincuorato dai compagni, ma intanto in finale ci va la squadra di Burgarella, che prosegue nel suo cammino e adesso si mette lì comoda a vedere chi tra Gonzaga e Costa Gaiata il Cammellar raggiungerà in finale. Per il momento